Buongiorno, mi chiamo Franco Finco e insegno all'Università Pedagogica della Carinzia a Klagenfurt. In questa lezione affronteremo un altro tema della lingua friulana. Potremo ascoltare e vedere per iscritto una delle caratteristiche più importanti nella pronuncia e nella scrittura della lingua friulana, cioè le vocali. Le vocali possono essere di due tipi in friulano: le vocali accentate, brevi, e le vocali accentate lunghe. In friulano non ci sono consonanti doppie, ma le vocali devono essere correttamente pronunciate e correttamente scritte. Questo può significare anche una differenza di significato o un errore di pronuncia e di scrittura. Nel caso che possiamo vedere nella tabella, ci sono delle parole come nas, il naso, luz, la luce, sal, il sale, universitat, che sono caratterizzate proprio dalla presenza di vocali raddoppiate nella loro pronuncia, le cosiddette vocali lunghe. D'altra parte però sono ugualmente presenti anche vocali accentate brevi, quindi abbiamo tutta una serie di parole tipo dut, code, eccetera, che vengono pronunciate brevi. Perché questo è importante? Perché, diciamo, da una parte segnala l'appartenenza di certe parole a determinate categorie. Per esempio, gli infiniti verbali, di molti verbi appunto, sono caratterizzati da questa vocale lunga, scritta e resa con un segno particolare, cioè l'accento circonflesso, questa sorta di cappellino, di piccolo tetto che viene scritto sopra la vocale lunga. Quindi abbiamo infiniti verbali come chiantà, tasè, dormì, mangià, che nella pronuncia e nella scrittura devono necessariamente segnalare questa lunghezza. Altresì ci sono altre parole brevi, monosillabiche, come ye, no, vo, che sono pronomi, oppure me, to, so, che sono invece possessivi, oppure che, tre, ue, sono 9 in tutto, che significano, che hanno varie funzioni e vari significati. È importante che abbiano però sia la pronuncia ma anche la scrittura corretta. Questo perché? Perché ci sono dei casi in cui la lunghezza o la brevità nella pronuncia e di riscontro nella scrittura di una di queste vocali potrebbe far cambiare significato alla parola. In questo nuovo cartello possiamo vedere delle differenze tra coppie minime, cioè parole che sono distinte unicamente dalla lunghezza o dalla brevità della vocale. Per esempio, lat non è lat, così pass non è pass, brut rispetto a brut, e così mut rispetto a mut, mil, di, e così via, e molte altre. Per esercitare nell'uso ortografico, ma anche nella pronuncia, ecco che in questa unità ci sono degli esercizi di ascolto, di scrittura, di abbinamento di queste parole. In più c'è anche un testo da ascoltare e poi da completare nell'esercizio relativo. Si tratta di un racconto, di un brano tratto da un breve racconto dello scrittore friulano Riedo Puppo, che si intitola Dreute. Dreute è il nome dello sfortunato protagonista di questo breve racconto e fa riferimento a una vicenda che ha interessato i friulani che si sono trovati a essere mandati al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1942, in particolare erano alpini quelli che partivano, sia per la Grecia sia poi per la Russia, e le cui tragiche vicende sono appunto in qualche maniera compendiate da questo racconto di Riedo Puppo, pubblicato nel 1960 all'interno di una raccolta di altri racconti che si intitola Parumpel. Parumpel è un titolo che contiene a sua volta una vocale lunga. Riedo Puppo lo ricordiamo quest'anno, 2022, perché sono 20 anni dalla scomparsa ed è sicuramente uno scrittore, un autore friulano in prosa che va rivalutato per la sua sensibilità linguistica, per i contenuti che riesce a esprimere cesellando un friulano
in maniera adeguata, mai sopra i toni, ma sempre molto legato al suo intimismo, ai racconti personali, alle vicende della storia che si riflettono poi sugli animi degli uomini.